Noi ci occupiamo di air conditioning, di aria condizionata, quindi in particolare di unità per il trattamento aria, per i data center e per i grossi impianti. Quindi sicuramente molti di voi conoscono i classici piccoli condizionatori residenziali, quindi i cosiddetti split. Eh, Noi siamo la divisione industriale, quindi noi per Mitsubishi siamo la mother factory dei prodotti industriali che producono e poi commercializzano in tutto il mondo. E abbiamo pensato a qualcosa che riguardi sia l'ambiente, ma non esclusivamente l'ambiente, anche un aspetto più social per i nostri collaboratori. Infatti, la challenge è di innovare e digitalizzare il processo della linea di produzione, ovvero oggi i nostri operatori, che sono assemblatori, hanno carta su carta che devono aprire, guardare, capire il disegno per assemblare i nostri prodotti. E abbiamo pensato, perché non digitalizziamo? E questo servirà a Mitsubishi sicuramente per velocizzare anche un processo, ma in ambito sostenibilità ambientale ridurremo il consumo di carta, quindi chiediamo uno studio di fattibilità di che impatto avrebbe sul taglio di alberi, sui consumi di acqua e quant'altro. E in più un aspetto social, aiutiamo gli operatori, sono sempre più giovani, perché gli operatori sono sempre più giovani, sono più smart. Magari la carta si perde, poi ovviamente avendo anche oli, prodotti che possono sporcare, la carta diventa sudicia, non è leggibile, magari c'è l'errore e quant'altro. Un tablet o uno strumento digitale aiuterà anche in questo senso.